Politica economica con Alessandro Morelli. Ed è un piacere ritrovare sulle nostre frequenze Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ciao Alessandro! Ciao Sam, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oh, solo una domanda. Di che umore sei quest'oggi? Perché io ho letto una rassegna stampa spietata, a un certo punto ho messo in sottofondo anche bandiera rossa, avanti popolo, alla riscossa, perché solo i titoli che riguardavano il mezzo governo indagato e la Meloni e qua e là, subito ti mettevano un'aria abbastanza frizzantina. Ecco, la domanda è proprio lì spaccata sul tavolo. Di che umore sei quest'oggi, Alessandro? Guarda Sammy, dopo aver passato 3 anni di processo a Matteo Salvini, poi è finito, si è concluso positivamente, francamente diciamo che nulla oramai può scalfire quello che stiamo facendo al governo. Quindi la risposta diretta è allarghiamo le braccia rispetto alle notizie che leggiamo sui giornali. Chiaramente, come hai fatto notare ai nostri ascoltatori, tutti i giornali aprono sulla notizia di questa ulteriore nuova indagine nei confronti del governo. Però che ci possiamo fare? È evidente che alcuni giornali danno per atto dovuto quello che è avvenuto, in particolare il Fatto Quotidiano. Dall'altra parte tutti gli altri, e una ragione ci sarà, non è che sono proprio tutti pro Meloni, pro governo di centrodestra. Il dato è che appunto questa è un'indagine, questa sarebbe un'indagine a orologeria. Quindi la mia sensazione è che chiaramente si deve andare avanti. Il tema della riforma della giustizia ormai è diventato un tema fondamentale anche dal punto di vista politico e democratico. Lo doveva essere fin da quando appunto il nostro Matteo Salvini è stato indagato e poi processato. Per i 3 anni di processo si sono perse centinaia di occasioni nelle quali il Parlamento avrebbe potuto alzare la testa, ma in quel caso evidentemente c'era una situazione di scontro, di forte bipolarità rispetto al fatto che la sinistra avesse voluto indagare Salvini e processare Salvini, e dall'altra parte ci fosse un centrodestra compatto. Ora è talmente evidente che le tempistiche, le modalità, le ragioni che hanno portato a questa ulteriore attenzione da parte della magistratura nei confronti di sostanzialmente mezzo governo hanno alzato ancora di più l'asticella. Ma dal punto di vista internazionale, secondo te che cosa cambia? Finora potevamo passeggiare a testa alta in Europa e nel mondo, in America, dicendo noi no, assolutamente non siamo ricattabili, siamo puliti, il nostro governo fila alla grande, eccetera. Adesso molte volte fanno il parallelo oggi sui quotidiani a quello che è successo a Silvio Berlusconi. Io infatti ho immaginato una vignetta a modello Giannelli con Silvio Berlusconi dal paradiso che gli dice alla Meloni con l'avviso di garanzia in mano: benvenuto nel club. E effettivamente questo parallelismo c'è. Nel momento più bello, come a Berlusconi nel 94, e arriva l'avviso di garanzia. È un segnale, e questo è il mio di parere, che il governo sta lavorando. Certamente non è un governo che sta vivacchiando, si lavora e come, e tra poco entriamo anche nei particolari, Alessandro, perché ti abbiamo seguito sui social, seguitissimo Alessandro Morelli su Instagram e su Facebook, perché sei stato in giro a inaugurare tanti lavori che erano fermi da anni e anni in zone anche che a volte sono state indicate come dimenticate dai precedenti governi, come la Sardegna. Ma domanda ultima su questo argomento: sul fronte internazionale, secondo te ci facciamo una figura, tra virgolette, o è appunto un segnale che il governo sta lavorando, vuole davvero cambiare questa Italia, e c'è qualcuno, modo privato cittadino, Li Gotti dice, l'ho denunciato, ma ci mancherebbe altro, che non vuole cambiare?
Ma guarda, chiaramente parallelismi tra le persone sono complicate, talmente diverse, quindi mi riferisco a Silvio Berlusconi e al premier Meloni, persone totalmente diverse, quindi imparagonabili. Detto questo, oggettivamente Berlusconi ha fatto, vedendo la carriera che poi è la storia politica che Berlusconi ha avuto anche con i governi di successo, ricordo che molti delle opere, delle grandi opere a cui anche tu facevi riferimento brevemente, sono ancora dovute al governo Berlusconi con la legge obiettivo, figurati, era il 2001, e quindi stiamo chiudendo addirittura delle opere legate a quello che volle l'allora ministro Lunardi e poi chiaramente sostenne anche il presidente Berlusconi. Dunque, parallelismi io non ne farei. L'unico parallelismo sul quale sicuramente possiamo essere oggettivamente concordi è che quando gli esponenti politici e il centrodestra attuano delle azioni amministrative e politiche che vanno nella direzione di scardinare un superpotere, che quello sì è quello della casta della magistratura, evidentemente la magistratura reagisce. Ti invito a ritrovare le intercettazioni che il signor Palamara aveva espresso durante un dibattito con un suo collega sempre magistrato su Matteo Salvini, che se ti ricorderai Salvini ha ragione, diceva il secondo, e Palamara gli dice sulla questione immigrazione, e Palamara gli risponde sì è vero, però lo dobbiamo colpire lo stesso. Beh, più di così che cosa deve succedere perché ci si accorga che c'è una parte fondamentale dello Stato che è contro lo Stato? Il problema è che questa parte fondamentale dello Stato a cui faccio riferimento non è eletta, vince un concorso e rimane lì per 40 anni, quasi come un diamante, è per la vita, mentre gli altri, le vittime di parte di questa istituzione sono proprio coloro i quali vengono invece eletti e ogni 5 anni si presentano con la loro faccia ai cittadini proponendo delle idee, delle proposte che chiaramente possono essere approvate o meno. Stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659. Lo sai, Alessandro, tu sei un vecchio conduttore della nostra emittente e sai che il bello della nostra radio è proprio il contatto con gli ascoltatori. Intanto giustamente ricordo che Luca Palamara oggi è intervistato dal quotidiano Il Tempo. Non cambierà nulla a proposito delle riforme, i giudici continueranno l'opposizione al governo, scrive Palamara quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Ma giustamente prima parlavamo di ciò che sta cambiando nel nostro paese. Ti ho tirato in ballo la Sardegna perché ho il piacere e l'onore ogni tanto di riuscire, quando raggranello un po' di soldini, di andarci in vacanza, e da sempre i sardi si sono sentiti un po' messi lì, perché che ci fosse la destra, che ci fosse la sinistra, lavorare in Sardegna, cambiare le cose in Sardegna anche per la situazione orografica è sempre stato difficile. Beh, ultimamente le cose non vanno così e si stanno portando avanti tanti lavori che prima erano bloccati, e con un Matteo Salvini che ha messo un po' di, sono volgare, pepe in culo a chi non aveva molta voglia di lavorare, a quanto pare le cose stanno cambiando, e come. E io voglio ricordare proprio che la scorsa settimana, mentre tutti i giornali pubblicavano il gesto di Musk che facciamo tutti noi, cuore a voi, ma questo è un saluto romano, che ci deve fare? Saluto romano? Addirittura su Rai 3 hanno fatto tutti i possibili saluti con il braccio, gli esempi, braccio teso così, cos'ha, e uno sta lì anche a guardare, vabbè, mentre tutti pubblicavano il gesto di Musk e le prime decisioni sul fronte immigrazione di Trump, tu eri in Sardegna la scorsa settimana proprio a inaugurare la statale Sassari-Olbia.
E siccome so che sei uno che non sta solo lì a fare il discorsetto, ma ascolti anche la gente, volevo chiederti cosa dice la gente, il popolo sardo, che sappiamo è un popolo onorevole, un popolo che ha sempre la testa alta, ma che molte volte, sai, con la politica di destra, di sinistra, ha imparato a non fidarsi, perché non si riescono mai a risolvere i problemi della Sardegna. Forse qualcosa si muove, Alessandro Morelli? Beh, anche questa è un'opera che grazie a Salvini è stata chiusa con grande accelerazione dei tempi negli ultimi 2 anni. Sostanzialmente la Sassari-Olbia è un'opera attesissima da quel territorio, che collega 2 grandi città, 2 aeroporti, 2 porti e crea sostanzialmente nell'isola, chiude questa sorta di T infrastrutturale stradale che viene rappresentata appunto dalla Carlo Felice, che è la principale strada, e questa Sassari-Olbia, che è la parte più alta che collega appunto le 2 città del nord Sardegna. Dicevo, c'è stata un'accelerazione molto importante dei lavori negli ultimi anni fino alla chiusura dei lavori a cui io ho partecipato. Questa ha indubbiamente una valenza importante per quel territorio, francamente te lo dico, andandoci in questo periodo non sono tantissime le auto e i camion che la frequentano, ma sappiamo perfettamente quanto durante già da aprile, maggio, quella strada diventi fondamentale per i trasporti di quei territori, per la logistica che è legata a tutto il settore dell'accoglienza, quindi del turismo, e per i turisti stessi. Quindi questo è un grande investimento che occupa una parte della Sardegna, la sviluppa in maniera sostanziale, che permette migliori collegamenti. Figurati, le tempistiche previste tra Sassari e Olbia diminuiscono di parecchie decine di minuti, da un lato, e dall'altro sicuramente migliore sicurezza, perché sono stati cancellati di fatto tutti gli incroci a raso, come vengono definiti, cioè gli incroci quelli di quando una strada entra letteralmente in maniera perpendicolare nella statale. Vengono cancellati questi, sono stati realizzati dunque degli accessi differenti, molto più sicuri, che permettono appunto di avere sicurezza e velocità. Questo molto semplicemente significa migliore qualità della vita di tutti quanti, dei sardi che la frequentano, dei turisti che chiaramente potranno evitare le code durante i periodi di punta primaverili ed estivi, e quindi uno sviluppo importante del turismo in Sardegna, per quell'area della Sardegna, peraltro il nord Sardegna, che sai essere molto 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 frequentato. Quindi sì, alla domanda la risposta è i sardi. Francamente qualcuno aveva perso le speranze di vedere la chiusura dell'ultimo lotto, quello che siamo andati di cui abbiamo tagliato il nastro. Ce l'abbiamo fatta. In totale l'investimento è stato quasi di 1 miliardo di euro nell'arco di tutti i lotti. Stiamo parlando di lavori che sono durati più di un decennio, ma che appunto si sono conclusi grazie a Matteo Salvini. WhatsApp al 340 6709 659. Se avete domande da fare, mamma mia, sto sbirciando adesso, ce n'è di tutti i tipi. Prima però volevo tuffarmi in un appuntamento che arriva proprio questo sabato 1 febbraio, a proposito di Milano, a proposito di mobilità milanese. Qui siamo chiamati tutti quanti a rispondere alle strampalate idee che hanno al comune di Milano. Area B, area C, cosa si muove? Questo sabato 1 febbraio alle 9:30 al CAM di Corso Garibaldi ci sei tu, Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con altri importanti ospiti, compreso Matteo Salvini in collegamento, per parlare di mobilità milanese. Cosa sta succedendo? Cosa si sta muovendo in quel di Milano? Siamo tutti qui sempre a guardare i giornali ogni giorno, perché ci aspettiamo che prima o poi aumenti l'area C, ma anche qui dove abitiamo, lavoriamo noi in Bellerio, abitiamo praticamente in Bellerio, c'è l'area B proprio che ci aspetta al semaforo, e troppo spesso si parla anche di nuove corbellerie che si inventano per limitare l'accesso alla città di Milano.
un'area sempre più riservata a pochi, Milano. Morelli, questo incontro di sabato in cosa consiste? Sostanzialmente noi andiamo contro, in questo caso, alle azioni dell'amministrazione comunale milanese, che è guidata dal Partito Democratico, ma questa è la punta dell'iceberg, chiaramente, perché la sinistra italiana si muove anche a livello locale sulla base di posizioni fortemente ideologiche, quindi ci sono queste limitazioni al traffico con le aree A, B, C, eccetera. A Roma ci sarà l'area verde. Dall'altra parte c'è questo modello delle città a 15 minuti, e cioè che sostanzialmente il cittadino dovrebbe, nella teoria di queste amministrazioni, dovrebbe poter vivere senza auto, con tutti i servizi a 15 minuti di distanza. È chiaro, scelti dal comune. È chiaro ed evidente che, oltre all'impraticabilità di questa questione, semplicemente perché i tessuti urbani delle nostre grandi città oramai sono assolutamente consolidati, ed è francamente un'utopia pensare che si possano essere tutti i servizi a così pochi minuti da ogni singolo cittadino, quindi l'impraticabilità della cosa, anche il fatto che questo sia totalmente illiberale. Potrò scegliere dove mandare a scuola i miei bimbi, quindi quale tipo di pedagogia o quale tipo di maestro possano avere, e invece no, il comune mi impone di dover andare in quella determinata scuola con quel determinato maestro, in quelle determinate aule, senza darmi alcun'altra possibilità. E chi scegliesse mai, e quindi questo va contro anche alla libertà delle famiglie di poter avere l'accesso alla scuola. Ma questo è solo un esempio, perché tanto vale alla stessa stregua la possibilità di potersi scegliere il medico, di poter scegliere qualunque tipo di servizio alla persona, che però è molto soggettivo, che chiaramente, peraltro, è tutelato e difeso dalla Costituzione italiana. Ma sapete com'è? L'ideologia sovietica ci impone proprio di dover essere ossequiosi nei confronti del potere, di un potere che manco conosciamo, e che appunto ci impone invece quelle che dovrebbero essere in una società liberale sono scelte del singolo, che invece nella società socialista diventano scelte dello Stato, che ti impone di cosa fare della tua vita. Dall'altra parte ti sottolineo che quindi siamo passati dalla Sardegna, arriviamo alla mia Milano, e toccheremo la prossima settimana anche Bolzano, perché stiamo chiudendo non solo la possibilità di promuovere quanto stiamo facendo a livello di governo sul fronte della sanità, e quindi dell'aumento dei fondi del Servizio Sanitario Nazionale, del Fondo Sanitario Nazionale, che vengono distribuiti alle regioni e anche alle province autonome, quindi Bolzano, ma coglierò l'occasione essendo in un'area abbastanza lontana dell'Italia, di toccare anche alcune delle opere olimpiche che sono legate al lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo, sia al Ministero dei Trasporti, appunto con le opere olimpiche legate a Milano Cortina 2026, sia con il lavoro che la Lega ha fatto per portare questa grandiosa vetrina internazionale nelle regioni del nord, e quindi chiaramente protagonisti principali sono la Lombardia e il Veneto, è inutile stare a girarci intorno, Milano, Cortina, Valtellina. Dall'altra parte però ci sono anche le province autonome di Trento e Bolzano, che saranno sedi di alcune gare specifiche. In particolare a Bolzano, nella provincia autonoma di Bolzano, si terrà il biathlon, una disciplina veramente spettacolare. Io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo per questa mia esperienza di processo per arrivare alle Olimpiadi del 2026, e che quindi appunto vedrà protagonista anche Bolzano.
Capite insomma come il governo sta correndo su vari fronti, quante novità, quanti lavori in corso che vanno spediti grazie a una Lega di Matteo Salvini che rompe le scatole, che è chiaro dà fastidio e qualcuno risponde come può, con gli avvisi di garanzia o con presunti sabotaggi ferroviari, magari tra poco ne parliamo, però intanto i WhatsApp ci hanno portato di nuovo a Milano, perché Milano, la tua Milano, e lo sai, è sempre più ostaggio dei Maranza. E c'è una candidatura che sibila, signori, all'interno dei circoli piddini, ma sono solo voci naturalmente. La notizia che il prossimo sindaco di Milano del PD potrebbe essere Cecilia Sala. Chiaramente è una buttata, però insomma è un qualcosa che fa pensare, dici ma sarebbe la persona adatta a governare Milano, una che qualcuno scrive brutalmente non sa neppure pensare a se stessa, dai, è poco gentile, l'abbiamo fatta liberare, ha passato dei momenti pazzeschi prigioniera, oddio, non è che la facciamo europarlamentare, ma neanche sindaca di Milano, Morelli. Ma io francamente, più che guardare dalle parti della sinistra, cercherei di stare un po' attento a quello che sta combinando e che ha combinato il centrodestra nell'ultimo tornata elettorale sia a Roma che a Milano. Quindi io ritengo che sia assolutamente necessario valutare quelle che sono i potenziali nomi per il centrodestra, valutare in tempi rapidi quelle che potranno essere chiaramente gli obiettivi di ogni singolo partito. La Lega auspica evidentemente di avere un ruolo da protagonista sulle comunali a Milano, contestualmente ci saranno le comunali a Roma ed altre importantissime partite elettive nel 2027, quindi io francamente delle polemiche riguardo a questa o quell'altra nell'ambito del centro-sinistra, francamente le lascio un attimo nel cassetto, cerco di portare a casa il risultato per avere il miglior candidato possibile, magari della Lega, a Milano per portare a casa un risultato che sarebbe un risultato storico, finalmente poter reinvertire una rotta, una china drammatica che sta vivendo la città di Milano. Ieri il sindaco Sala era presente in videocollegamento chiaramente da Milano qui al Senato invece con la commissione ambiente infrastrutture per parlare del cosiddetto Salva Milano. Ne parla qualche giornale, la situazione milanese è devastante, do solo un dato che è peraltro l'apertura del Sole 24 Ore, ANCE, cioè l'Associazione dei Costruttori Italiani, che dice edilizia in caduta libera. Chiaramente non è solo il caso, la questione Milano che tocca gli interessi dei costruttori. Ci sono una serie di questioni, dalla chiusura del 110% ad altri temi, ma indubbiamente vedere diciamo il traino, la locomotiva italiana per quanto riguarda questo settore che viene bloccata a causa delle scelte del Partito Democratico in ambito comunale a Milano, insomma non può far altro che alzare ulteriormente l'asticella dell'attenzione. Però Sammy, per rimanere veramente a toccare tutti i territori di cui appunto su cui siamo molto impegnati, ricordo anche che questa settimana andrò a Messina perché sempre il Ministero dei Trasporti ha chiuso un importante accordo su mandato del Ministero dei Trasporti tra RFI, quindi Rete Ferroviaria Italiana del gruppo della holding FS, Sistemi Urbani, che è sostanzialmente l'azienda interna alla holding FS che gestisce le aree prospicenti o delle ex stazioni ferroviarie che non lo sono più, per un intervento di potenziamento e di rigenerazione urbana nella città di Messina. Quindi proprio venerdì sarò a Messina per lanciare questa iniziativa che di fatto è collegata
con la grande opera a cui chiaramente tutti facciamo riferimento quando parliamo di grandi opere di questo secolo, cioè il Ponte sullo Stretto. Minimo. Nell'ultimo minuto i WhatsApp chiedono anche una battuta su ciò che la Lega sta portando avanti sul fronte sicurezza, uno dei motivi per cui qualcuno si sta inalberando, la proposta di legge della Lega contro il Taarrush Gamea, i festini che gli amici musulmani figli del barcone fanno a Capodanno e non soltanto alle nostre ragazze, ma c'è un vero e proprio pacchetto contro l'islamizzazione presentato in una conferenza stampa al Pirellone, ma anche portato avanti a livello nazionale da Igor Iezzi. Qualcuno si arrabbierà, ma è il caso di fare qualcosa. Taarrush Gamea l'ho nominato io i primi giorni dell'anno, pensa Morelli, nessun giornale aveva coraggio di parlarne ancora, si erano dimenticati il termine. Ma questi sono festini che fanno gli islamici per far vedere la loro superiorità alla donna, e io aggiungo che schifo. Ultimo minuto, Morelli. Hai perfettamente ragione, Sammy, peraltro è una tua battaglia storica di cui ti rendo assolutamente onore. Dall'altra parte non solo la superiorità alla donna, che schifo, ma anche la superiorità alla legge è altrettanto che schifo, perché questi vogliono far vedere di essere i padroni impuniti dei nostri territori. Purtroppo nelle grandi città, soprattutto del nord, questo sta diventando una dura realtà. È evidente che serve mettere pienamente le mani e i piedi in questa drammatica realtà, mettendo a terra una serie di norme, quella a cui facevi riferimento. Igor Iezzi non solo su quello sta lavorando, ma anche sulla questione del velo islamico, su una serie di iniziative che possono permetterci di tornare a un sano buonsenso, una determinata convivenza civile anche con popolazioni che non capiscono altro semplicemente perché partono da quella cultura e non hanno ancora acquisito la cultura democratica e liberale. Capiscono solamente quando la polizia, i giudici sono durissimi nei loro confronti, sono abituati così, quindi non è neanche un dato negativo o positivo, questa è la realtà. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo reagire all'adeguata maniera che loro si aspettano. Grazie ad Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Buon lavoro. Grazie Alessandro. a tutti voi e buon lavoro a te, Sergio. Ci lavoriamo, signori, e lavoriamo tra pochissimo con Giulio Cainarca, che intervista l'ex giudice della Corte Penale Internazionale Kuno Tarfus. Restate lì. Avete ascoltato l'Italia da fare.